normale che se vogliamo rimanere in scia di Venezia e Parma dobbiamo cercare di fare più punti possibili, questo è fuori di dubbio, anche perché ormai la partita di domenica ce la siamo messa alle spalle, peccato, però bisogna guardare avanti e sicuramente, ripeto, se vogliamo rimanere in scia dobbiamo cercare di fare risultato pieno. Ecco, parla comunque ormai la sua identità, insomma, già da diverso tempo. Come hai visto i ragazzi in settimana? Sono carichi per questo appuntamento, vogliosi anche di sì, dobbiamo anche pensare che nelle ultime 6 gare del girone di ritorno abbiamo vinto 4 partite, persa una in maniera strana, molto particolare a Forlì, e quindi il pareggio di domenica che poteva permetterci di essere ancora più vicini, però ripeto, mancano tante gare, tutto può succedere secondo me, perché 39 punti sono tanti. Sappiamo che il margine d'errore più vai avanti e più diminuisce, quindi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Ecco, che tipo di partita domani ti aspetti, anche alla luce dell'avversario che in casa da quando ha cambiato allenatore ha trovato anche un piglio diverso, diciamo. Sì, effettivamente in casa viene anche da una vittoria esterna contro il Feralpi. Sicuramente troviamo una squadra con qualche innesto nuovo, con qualche rinforzo, una squadra che comunque lotterà fino alla fine per cercare di salvarsi. Il campionato quest'anno è particolare, lo sapevamo, perché non ci sono partite semplici, anche perché tutti devono raggiungere un obiettivo fino alle ultime gare, quindi i punti in palio sono sempre molto pesanti sia da una che dall'altra parte. Ecco, c'è da aspettarsi una partita diversa rispetto all'andata, dove magari entrambe le squadre non erano in un momento particolarmente brillante. Adesso state bene entrambe, sicuramente ci si aspetta una partita aperta ad ogni risultato, e lì sta a voi. Sì, sta a noi, sta a loro, insomma, nel senso che è una partita che dobbiamo giocarci a viso aperto, credo come faranno anche loro, perché in questo momento un punto, a seconda poi di come si mette la gara, è sempre una mezza sconfitta, tra virgolette, perché i 3 punti ti danno la possibilità di magari guadagnare terreno. Un punto lasci le cose un po' troppo invariate, sia da parte nostra che da parte del Mantova, quindi credo che sarà una partita aperta. Per quanto riguarda situazioni di squadra, è vero, devi fare ancora la rifinitura, c'è ancora tempo, c'è ancora insomma un po' di margine di tempo per pensarci, però anche in base alle indicazioni degli ultimi giorni abbiamo visto Dechenko che l'hai provato con Neto, abbiamo visto anche De Risio ieri, insomma, che nell'ipotetico 11 titolare, insomma, l'hai messo con... Sì, stiamo valutando un po' tutte le situazioni. Caio questa settimana si è allenato con continuità e quindi è disponibile al 100% rispetto a settimana scorsa. Carlo, anche lui ormai è 2 o 3 settimane che si allena in maniera costante con la squadra, quindi è normale che da domani abbiamo 3 partite in una settimana, e 3 partite dobbiamo avere tutti i giocatori a disposizione o dall'inizio o a partita in corsa, e dobbiamo gestire bene in questo momento la rosa, anche perché andando avanti, se andate a vedere da qua alla fine, giochiamo un sacco di partite ravvicinate, quindi i ragazzi devono capire che in questo momento nazionali, mister. Buongiorno. Devono capire che in questo momento la cosa principale è che si mettano tutti a disposizione, al di là che magari inizino, che facciano uno spezzone di partita, perché veramente andate a vedere il calendario, sono tutte gare molto ravvicinate e c'è bisogno veramente di tutti, perché a differenza dell'inizio, quando hai 3 gare magari non hai un'ottima condizione, invece qua tra un po' inizierà un po' il discorso inverso, nel senso che i carichi di lavoro inizieranno ad essere pesanti per tutte sto parlando
senso generico, generale, insomma, di tutte le squadre. Ci sarà bisogno magari chi fino a questo momento per una ragione o per l'altra ha giocato meno, però siamo fiduciosi delle loro capacità, delle loro qualità, che magari riescano a fare la differenza rispetto magari a un giocatore che ha giocato tantissime partite. È sempre il campo che poi dà il giudizio, la valutazione e la possibilità magari di un giocatore poi di prendere la maglia da titolare rispetto ad un altro.